Amiche e amici, nella nostra pausa, nella nostra sosta qui naturalmente nella Repubblica dell'Uzbekistan, siamo nel mercato di Tashkent, è una pausa piacevole perché siamo proprio nel centro della cultura, nel mercato, dove si può vedere anche il nostro amico che salutano, Italia. Uzbekistan. I love Uzbekistan. I love Uzbekistan. Country. Spagna? Uzbek. Io Caserta. Italiano. Italia Caserta. Italia Caserta. Caserta Royal I Palace. love you so much. Ok, ok. E quindi dicevo, c'è questa accoglienza così calorosa del popolo uzbeko che ci fa adesso riposare un po'. Siamo proprio al massimo del riposo, vi racconterò dopo quello che stiamo facendo qua. Non stiamo facendo un reportage di un documentario, ma bensì stiamo facendo una situazione di musica, quindi ragione per cui a me piace adesso un po' essere tranquilli e siamo entusiasti, siamo felici, siamo veramente felici. Guardate qua, adesso vi faccio vedere. Terza tranche del video, siamo nel mercato ortofrutticolo qui di Tashkent, sempre Repubblica dell'Uzbekistan. Guardate quanta bellezza, quanti sapori, quante cose belle ci sono qui. È uno spettacolo questo mercato. Ecco, ci voleva proprio una giornata di tranquillità e di vivere col popolo uzbeko il mercato qui. Mamma mia, peperoni questi, vabbè, sono tutti però strani, hanno forme tutte. Italia reportage. Ok. Siamo indecisi. Ciao ragazzi, siete anche voi al mercato? Siete al mercato? Al mercato, ma gli odori si sentono? No, gli odori, mamma mia! Delle spezie? No, non si sentono. Solo noi. Solo noi sentiamo questi. Bisogna vivere, bisogna. Buongiorno, buona spesa, io vado. Da dove venite? Da dove venite? Dall'Italia. Da Caserta? Siete italiani? Ah, italiani, ok. Quindi vengono dall'Italia le persone che abbiamo incontrato qui al mercato. Non potevo stare solo che incontrare persone che vengono dall'Italia. Da Caserta hanno detto. Sono di Caserta, ok. Profumo di spezie, profumo da vivere. Eccoci qua. No, dite. Ecco qui, guardate. E qui siamo nelle spezie, eccole qua. Hello Italia, buongiorno, Caserta, Italy Caserta, beautiful, stupendo. Sempre incontro a voi turisti. Ma che ci fate adesso? Comprate qualche cosa di spezie? Comprare, rischiamo l'arresto, perché non sappiamo che cosa sono, ma sono cose belle. Sono stupende, 1000 sapori. Fermiamo quest'altra tranche. Step 4, mi ricordo siamo nel mercato interno adesso, vedete? Guardate che magnificenza. 1, 2, 3. Guardate qui. Eccezionale proprio. Ok, guardate qui, eccezionale proprio, formaggio proprio spettacolare. Qui ho detto dobbiamo acquistare. Tutto bene? Ma siete anche qua? Ah, fa piacere, siete anche qua. Noi ho passato per puro caso, c'è carne di cavallo, guardate, carne di cavallo originale DOC. La Repubblica dell'Uzbekistan, Tashkent, veramente venire al mercato è uno spasso ed una felicità ed una festa. Che abbiamo trovato gli spaghetti. Cosa sono, Terry? Non sono gli spaghetti.
Sono Akmok. Ok, thank you. E al centro poi di questa, guardate qui, ma i turisti passate sempre avanti per cortesia. Ecco, guardate qui, guardate, tutto sopra, tutto giù, qui è tutta carne, qui riserva tutto alla carne, qui siamo tutto per la carne ed è tutto dal mercato di Tashkent, Repubblica dell'Uzbekistan. Il tè ci vuole sempre, dicevo è tutto, ma non ho capito questi, sono spaghetti, Terry, spaghetti alle vongole, spaghetti al sugo, pomodoro, scherzo, guardate qui che magnificenza, dicevo dalla Repubblica dell'Uzbekistan, Tashkent, è tutto, andiamo a vedere sopra, sì dai, vediamo sopra, non solo musica, viaggiatori di musica, ma viaggiatori anche di cultura, e di vedere come vive il popolo qui in questo mercato bellissimo. Guardate qui, guardate quanta carne. Qui sono rossi. Senti, io non ho capito, dobbiamo fare verdure, sono verdure a forma di spaghetti. Guardate che verdure. Stupendo, stupendo. Ecco, questo quando bevi vodka ci vogliono. Guarda lì. È vero, Terry? Guardate che spettacolo, che luce. Beautiful. Siamo ritornati nel mercato di Tashkent per fare altra spesa, perché oltre a essere viaggiatori di musica siamo anche cultori della enogastronomia e nonché delle tradizioni di un paese. In questo caso I Love Uzbekistan in Tashkent siamo voluti ritornare per la nostra pausa a vedere ancora il mercato e vivere ancora le emozioni di quello che si sente dai profumi e ai sapori del mercato qui a Tashkent. In questo momento sono esattamente le 6:10, le 6:10 mi sono, come vedete, adeguato e mi sono praticamente sono in stile uzbeko e in questo momento vediamo il mercato, eccolo qui, vedete, questo è il mercato di Tashkent e vorrei adesso, abbiamo fatto spese, sì, abbiamo comprato un po' di spezie, un po' di torroni, il torrone, pensate, è un intreccio fatto al gusto di, non è proprio un torrone, ma non so di che si tratta, al gusto di melone, è un intreccio tipo torrone, ecco, per farvi capire, per quelli che non riesco neanche io a spiegarvi, ma è una profumazione stupenda, un po' di pistacchi, ma diversi da quelli che si vedono dalle zone nostre, e poi abbiamo preso l'uva di Tashkent, il pane di Tashkent e il melograno che è la tradizione tipica qui e portafortuna dell'Uzbekistan, una tovaglia, abbiamo comprato anche, vedete, abbiamo proprio le buste della spesa. Dicevo il melograno, una bella tovaglia che è proprio il simbolo del portafortuna qui dell'Uzbekistan. Melograno, vero? Si dice Terry? Teresa, si dice melograno, vero? Melograno, grazie. I meloni sono fantastici. I meloni sono fantastici. Dietro di me c'è un altro signore italo-uzbeko che sta anche lui acquistando qualcosa. Buonasera signore italo-uzbeko. Ah, ma me ce l'ha ce l'ho con lei. Che lingua parla? Ma mo Shimala, Sina Shimala, Shimaka. Sì, siamo stati in questo mercato, praticamente io è la seconda volta che entro, ne esco stordito perché c'è questo aroma di spezie, questo miscuglio di spezie veramente che ti stordiscono ed è piacevole. Bisogna capire quando è il momento di uscirne, altrimenti resti là imbambolato, uzbekistato, senza più capire nulla. Ha coniato un nuovo vocabolo il nostro maestro, okay, grazie maestro Francesco, buona passeggiata, ci vediamo in hotel. Dicevo, vogliamo vivere, oltre a essere partecipi della musica, di vivere Tashkent al 100%. Vi saluto, vi auguro a tutti come si dice? Non mi ricordo, come si dice? No, come si dice? Che cosa? Alas salam. Salam alaikum. Assalam alaikum. Assalamu Assalam alaikum. alaikum. Ecco qui.
Buongiorno. Assalamu alaikum. Ecco, da Svidania per capirci che quello ricordo bene. Il nostro gruppo, la nostra delegation dal mercato si porta adesso tra le note, faremo delle prove questa sera e poi andremo a mangiare uzbeko. Questo documento vuole essere per farvi vivere anche a voi con noi questa emozione, questa sensazione dell'Uzbekistan. Un popolo fiero, forte, orgoglioso, volti delle donne, ma non perché uno deve deve parlare delle donne, ma veramente il volto delle donne combattenti, proprio delle guerriere, hanno un viso veramente forte, gli uomini anche loro sono pieni di volontà e volenterosi di migliorarsi sempre di più. L'Uzbekistan è questo, l'Uzbekistan sono delle sensazioni uniche, è un connubio molto forte tra Caserta e l'Uzbekistan e Tashkent, un connubio che veramente emoziona e a parte gli scherzi, se porto questo cappello uzbeko in testa non perché voglio fare il buffone, ma perché amo e sono compenetrato in questo popolo. Ringrazio tante persone, non voglio qui fare i nomi perché non voglio neanche fare il presuntuoso, come qualcuno dice, frusciarsi di qualcosa, ma vi consiglio, venite a visitare l'Uzbekistan. Ve lo dice chi veramente sta parlando con il cuore e prova delle sensazioni stupende. È un popolo fantastico, cordiale. Sembra che ci conosciamo da tantissimi anni con delle persone, facciamo spesa, ci sorridono, hanno quella cordialità, quell'ospitalità che ci conosciamo da tantissimo tempo, tutto qui. Questo è il pane tipico uzbeko, vedete? Eccolo qua. Questo è il pane tipico uzbeko. Ecco qua, Italia reportage. Ok. E quindi sono un popolo sorridente e vedete il volto delle ragazze guerriere, eccole qui, una come simbolo, ma come tante hanno quella voglia veramente di essere guerriere, di combattere. Persone anziane che nella loro longevità hanno ancora, vedete in fondo, fanno ancora le scale e vivono ancora bene, hanno voglia di vendere, hanno voglia di dare il meglio di loro stessi. Guardate questa signora qui, vedete, con il telefonino, altre signore qui, vedete, Italia, salutiamo l'Italia, Italia signora, I love Uzbekistan, very beautiful Uzbekistan. Un po' di pane. Un po' di pane. No, per il nostro speaker. Io adesso chiudo il collegamento qui dall'Uzbekistan a Tashkent per questo reportage, mangio il pane, dicevo che il pane è ottimo, buonissimo. C'è una ragazza, i volti, guardate, hanno proprio, come si dice, il mal d'Africa, qui è venuto il mal d'Asia, in Asia centrale siamo. Ecco, vedete? Italia, ciao Italia. I love Uzbekistan, it's beautiful Uzbekistan. Ok, ciao. Ecco qui, io vado a mangiare anch'io questo pane, ci vediamo presto qui dalla Repubblica dell'Uzbekistan, Tashkent. I love you. Date un creatura, va. Siamo sempre qui a Tashkent, nel mercato, questo reparto dedicato alla musica. Ok.